Col presidente Francesco Testa al termine della finale persa contro il Cotton Club ai rigori del suo Checco dello Scapicollo, un Checco che però possiamo partire dal secondo tempo dove era partito in svantaggio, era riuscito a pochi minuti dalla fine a portarsi sul 2-1, un secondo tempo dove avete fatto vedere ancora una volta se ce ne fosse bisogno anche al cospetto di grandi avversari, il vostro valore che riproporrete adesso sicuramente ad Alba. Beh sì, prima cosa voglio fare i complimenti al Cotton perché è una gran bella squadra, lo sapevamo. Purtroppo abbiamo perso all'inizio e alla fine. Abbiamo preso gol dopo neanche un secondo, è passato un secondo. E abbiamo preso il secondo gol, il pareggio all'ultimo minuto. Però vabbè ci sta, loro sono una grande squadra, però il Checco Scapicollo ha dimostrato carattere, ha dimostrato voglia di vincere e appartenenza alla squadra, quindi sono molto orgoglioso dei ragazzi. Non battuti nei 50 minuti, così come era stato nelle eliminazioni in Coppa Italia dell'anno scorso contro la Venere in bikini. I calci di rigore sembrano essere forse il tallone d'Achille di una squadra che comunque quest'anno la Supercoppa l'ha portata a casa ai rigori, quindi possiamo dire che è una lotteria che comunque normalmente premia e toglie anche le grandi squadre come la vostra. Ma sì, ma i rigori lo sappiamo, è una lotteria, però ciò non togliere quello che hanno fatto i ragazzi il secondo tempo. Non era facile giocare contro di loro partendo subito sull'1-0, ma hanno dimostrato veramente di essere siamo una grande squadra e penso i complimenti degli avversari ci fanno molto onore. Però vogliamo la rivincita Alba. Ad Alba la rivincita che ve la potete conquistare, ultima domanda, quindi sulla partita da giocare contro l'Eurobet Palermo. La Robetta lo sappiamo, le semifinali è una partita secca, quindi se spera la Juve col Barcellona, sperano anche loro contro di noi, però noi siamo una squadra forte, quindi è normale che siamo lì per vincere, per giocarsi la finale e giocarsi ancora il titolo, come negli ultimi 4 anni.